Allora, siamo sempre con Cristian Rosteghin, presidente regionale delle ACLI del Veneto. Stiamo parlando di sostanzialmente un lavoro povero, del lavoro degli italiani che non è un lavoro, salvo alcuni casi, felici eccezioni, ruoli dirigenziali o particolari molto ben retribuiti, oppure situazioni pensionistiche di vecchia data ben alte. Per il resto, soprattutto quello delle donne, quello dei giovani e di molti lavoratori, è un lavoro veramente povero e necessita di integrazioni di ogni tipo, cioè fare i salti mortali. A livello, tra l'altro, anche della salute dei cittadini, questo è compromettente. Leggiamo un messaggio: scusate, non capisco, se con 2 lavori non riesco a mantenere la mia famiglia, perché non posso lavorare oltre le 40 ore settimanali? Mantenere 3 figli a scuola con i libri e pranzi non è cosa da poco. Perché mi devo umiliare e chiedere sussidi se posso farlo da solo lavorando di più? Beh, qui c'è un problema, qual è? Che il caso di chi ci scrive è una libera scelta della persona, del lavoratore, che intende non dipendere da sussidi, ed è ampiamente condivisibile e ampiamente degno di nota. Il problema è che poi potremmo ricadere invece in quelle situazioni in cui la persona è costretta, è obbligata, perché l'Italia è il paese che, fatta la legge, trova l'inganno subito. Esatto, anzi l'inganno a volte è insito nella legge e viene scritta proprio per. Quindi io capisco la voglia di essere autonomi, ma noi dobbiamo anche pensare a delle tutele per chi non è in grado di tutelarsi da solo e non può fare alcune scelte in modo autonomo, cosciente di quello a quello che va incontro. Noi dobbiamo provare, la normativa, la legislazione pensa a tutelare, anche perché lavorare oltre alle 48 ore settimanali, mi sembra sia questo il limite a memoria, poi vuol dire che anche il recupero psicofisico di quella persona rischia veramente di andare in forte difficoltà. Nell'osservazione del telespettatore ci sta il grosso problema di fondo, perché vuol dire, se tu non mi remuneri in modo adeguato per poter vivere, mi costringi a intraprendere anche strade di lavoro nero, bisogna metterlo, perché uno deve riuscire a sostenere, anche per dignità propria, la propria famiglia, i propri figli. Dici: dovete fare figli, ma come faccio a mantenere 2 figli, 1 figlio, 3 figli, non ne parlo, farli studiare, promettergli un futuro, se tu, datore di lavoro, tua azienda, non mi garantisci questo? Allora vuol dire che il sistema lavoro, così come è strutturato, non va bene. Cioè vuol dire che io lavorare per una sola azienda non posso farlo, devi darmi dei parametri diversi e consentirmi nel monte ore settimanali di avere più fonti di reddito. No, ma questo è il problema. Forse bisogna agire proprio alla radice. Questo purtroppo è una radice molto profonda, e soprattutto che non basta il governo che diminuisca di 100 euro, 150 il cuneo non cambierà fiscale, la vita delle persone, perché è molto più radicata nella struttura paese. Assolutamente sì. E qui ci vuole intanto un'idea chiara di consapevolezza che le diseguaglianze sociali rischiano solamente di impoverire e di creare solo che difficoltà al nostro paese, al nostro sistema. Poi che non si può vivere solamente di turismo, di ristorazione e di servizi a basso valore aggiunto. L'Italia ha declinato completamente a una politica industriale seria. Forse una volta, io abito vicino a Venezia, a Porto Marghera, tutto il tema dell'industria pesante, che veniva vista con soddisfazione quando chiudeva, perché c'erano problemi di inquinamento e di tutto il resto. Allora è giusto non inquinare, è giusto lavorare in sicurezza per i lavoratori, per i cittadini, ma è assolutamente sbagliato rinunciare a tutta una politica industriale che altri paesi invece stanno cavalcando in modo serio, in modo di tutela dell'ambiente, in modo idoneo al 2025, non più agli anni 60 e 70, certo. Ma non possiamo rinunciare a tutta quella fetta di industria. Ma allora il sistema, quello che è stato il sistema delle piccole aziende del territorio,
Anche questo va a penalizzare il lavoratore, cioè non è una ricchezza per il territorio, cioè se alla fin fine mi produce redditi bassi non mi arricchisce, non arricchisce neanche il sistema paese, non vanno neanche bene le piccole realtà. Cioè portare anche che si uniscano, cioè che cosa fanno di positivo? Arricchiscono forse solo sì e no il datore di lavoro, ma gli altri no? Quindi non sono... Diciamo che in molte circostanze il datore di lavoro è sì l'imprenditore, è sì il padrone, ma in molti casi però si mette sullo stesso piano del lavoratore. Molti imprenditori con il Covid, per esempio, hanno fatto fronte con i loro risparmi personali per pagare gli stipendi dei propri dipendenti. Non bisogna fare tutta un'erba un fascio. Secondo me io vi faccio provocazioni per capire, per andare oltre e far emergere proprio le criticità. No, secondo me ci sono vari aspetti. Se ci sono. No, le criticità secondo me ci sono vari aspetti. Ad esempio, le piccole imprese usufruiscono poco dei sistemi di welfare, perché che potrebbero farlo. Che invece potrebbero farlo. Ma a volte non approfittano di questi sistemi, non per cattiveria, perché gli costerebbe anche meno a loro. Cioè i 1.000 euro, i 2.000 euro di benefit aziendali dati in welfare all'azienda costano molto meno, perché non c'è la parte contributiva, non c'è la tassazione e il lavoratore ne percepisce di più. Ma occorre avere una preparazione e un consulente alle spalle che ti indichi come poter accedere a queste opportunità, perché alcune volte occorre che in azienda ci sia una rappresentanza sindacale che firma l'accordo per avere la tassazione, oppure che vengano stabiliti dei parametri di produttività in cui si dice: se raggiungi questo livello di produzione, se ci diamo degli obiettivi e li raggiungiamo, allora abbiamo diritto a questo. Ma per fare questo c'è una burocrazia inevitabile che forse potrebbe essere un po' agevolata e ridotta, e quindi il discorso che dicevamo prima, non il lavoro passivo, il lavoro tra virgolette inutile, cerchiamo di ridurlo il più possibile. Dall'altra parte forse così le associazioni di categoria già fanno un supporto ai propri consociati, potrebbero magari approfondirlo. Secondo me la cosa ideale sarebbe che la burocrazia diventasse un alleato soprattutto delle piccole imprese, perché le grandi imprese sanno come giostrarsi. Come muoversi, assolutamente, questo è importantissimo. E guardo al Veneto, in un tessuto produttivo come quello del Veneto, fatto di tante realtà medie e piccole o micro, avere un supporto di questa natura diventa fondamentale, diventa strategico. Ma infatti anche la diffusione dei buoni pasto, che non tutte le realtà hanno, aiuta per fare la spesa di tutti i giorni e sentire meno il peso dell'inflazione che percepite molto alta. Con gli stipendi che abbiamo in Italia, il paese con gli stipendi più bassi d'Europa, dove vogliamo andare? E infatti e lì si apre l'altro capitolo delle grossissime migrazioni di manodopera qualificata o comunque di persone, dei famosi, senza essere cervelli, ragazzi che vanno all'estero. L'altra questione è lo spaccato sul Veneto che voi avete fatto. Sì. Abbiamo analizzato questi dati e li abbiamo concentrati sulle nostre realtà. Il dato del Veneto oscilla tra la provincia di Belluno, dove la presenza di lavoratori poveri è la più bassa, con il 6,8%, alla provincia di Venezia, dove non a caso forse il turismo è l'impresa più pesante, più presente, con il 9,4%. All'interno di questo, se noi scomputiamo i dati tra maschi e femmine, le donne a Venezia hanno una soglia di povertà del 13%, mentre Verona, i maschi veronesi, solo del 4%. Quindi anche all'interno della nostra regione ci sono delle realtà provinciali abbastanza in difficoltà, in cui la soglia di povertà è sopra alle 2 cifre, il 13 delle donne di Venezia, piuttosto che Rovigo con il 10,6, l'11,3 di Padova, Vicenza l'11,4, quindi insomma non sono fenomeni così marginali oppure che possiamo delegare in malo modo sono certo quelli del sud. No, è proprio una realtà che ci prevade tutti quanti noi. Ecco, un'altra questione, non ultima perché ce ne sarebbero molte altre, sono le spese sanitarie. Sì. E qui ci siamo resi conto che o queste fasce di popolazione con i redditi appunto bassi, poveri, stanno sempre bene, oppure la differenza di spesa anche sulle spese mediche, che sono le spese che per eccellenza uno fa
quasi obbligatoriamente, e non è una scelta se va a mangiare la pizza o va al ristorante, anche su questo tipo di spese c'è una grassa differenza tra chi è sotto la soglia di povertà, che usufruisce molto poco delle spese mediche, a chi invece ha dei redditi più alti in cui la spesa è quasi più del doppio. Quindi o chi ha un reddito alto è molto sfortunato perché ne risente molto in salute, ma ne dubito, è proprio che, come sappiamo, e anche questo è un dato non per sentito dire o una sensazione, è proprio vero che le persone con una soglia di povertà, con un reddito da lavoro definito povero, non possono curarsi. Stanno rinunciando a curarsi, alle cure. Beh, ma a parte che poi c'è l'esasperazione delle liste d'attesa, anche quella è una cosa alienante, per cui se uno non ha preso, vabbè. Quello ancora peggio, insomma. Però lì è a prescindere dal tipo di reddito. È ovvio che chi è povero, ha una soglia, un lavoro povero, chi ha più soldi, potrebbe rivolgersi più facilmente alla struttura pubblica, no? Pagando il ticket, facendo fronte. E invece quello è l'altra difficoltà, insomma. E poi l'ultima questione, il salario minimo potrebbe servire? Beh, diciamo che potrebbe servire quantomeno per porre un margine, non che si debba fare quello come punto di riferimento, ma almeno non andare sotto a questa soglia, cosa che invece in alcuni casi purtroppo succede. Allora Presidente, io la ringrazio tantissimo dell'approfondimento, della ricerca che avete fatto, perché è una ricerca estremamente interessante, quindi con l'IREF, che è il vostro istituto di ricerca delle ACLI. Le auguro buon lavoro, avremo magari ancora occasione di vederci perché avete trattato altri temi sempre molto molto importanti per i lavoratori. A voi cari telespettatori, grazie di averci seguito e ci vediamo presto.